Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi Fabio Dragoni, opinionista, firma del quotidiano Libero e del Timone, volto noto televisivo, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, Fabio? Buongiorno Giovanni, a te e ai tuoi ascoltatori. Ti ho ascoltato prima e fammi Sì, fare il critico cinematografico da quattro soldi. vai. Consigliamo ai nostri ascoltatori un film, Sì? Argo, Operazione Argo, con Ben Ah Affleck, beh, certo. che sicuramente avrai visto, dove si racconta la vera storia di Tony Mendez, un agente della CIA, che riesce a far rimpatriare sei diplomatici americani dall'Iran agli Stati Uniti. Una storia vera. Perché questa storia, no? Perché i media mainstream raccontano questa storia come se fosse un attacco di follia di Trump, che sicuramente predica molto peggio di come razzola, ok? Però in realtà il conflitto fra Iran e Stati Uniti è una cosa che affonda in decenni e decenni fa, e quindi insomma, ed è un film gradevole, no? Sicuramente è un film gradevole, dove fra l'altro credo ci sia Ben Affleck che faccia parte dell'establishment Dem, insomma, credo, sarei buon Confermo profeta tutto. a pensare una cosa del genere. Confermo tutto e anche l'analisi storica per cui in effetti se c'è un conflitto è perché, come dire, è una missione sociale degli Ayatollah dal 1979, ecco, da un po' prima Esatto, della esatto. presidenza Trump, diciamo. Esatto, esatto. E ora non sappiamo neppure ad onor del vero chi è che comanda in Iran, Certo. perché una cosa interessante che molti analisti notano è che c'è stata una trasformazione in questi mesi, cioè l'Iran si è trasformato dal regime teocratico in regime militare con una leadership condivisa, nascosta, clandestina, anche perché diciamo è stata decimata un'intera classe dirigente, no? Assolutamente. Io dubito ad esempio che Khamenei Junior esista, dubito, cioè, secondo me è un brand, no? Secondo me è una sorta di brand, penso io, ecco, non lo so. Sì, E comunque non quindi è il sarà mazziere, non è il interessante vedere. mazziere comunque. Scusami. No, dicevo, comunque non è il mazziere in ogni caso, indubbiamente. Esattamente. E sicuramente, se Dio lo vorrà, e speriamo tutti, la guerra, diciamo, avrà una fine, quantomeno in termini di sigla di un accordo, lì aspettiamoci a quel punto la vera rivolta della società civile in Iran. Perché, diciamo, lo stato di guerra ha consentito a questo regime militare di tenere a bada le eventuali rivolte e l'eventuale emergere di nuovi leader, no? Certo. Ecco. Quindi aspettiamoci una cosa interessante, ecco, sotto questo aspetto. E speriamo. Sottoscrivo assolutamente. Volevo invece, diciamo, iniziare con te su questo, perché in questa settimana mi sembra siano andate in fumo ulteriormente le ultime illusioni, no, di quel politicamente corretto petaloso in cui non io e te, ma in cui diciamo il mainstream occidentale si è coccolato negli ultimi lustri. Volevo chiederti se condividi, diciamo, l'inizio di questa settimana devastante per diciamo le anime belle, è avvenuto sul selciato di Southampton, in quella strada di Southampton, no? Ed è la vicenda di Henry Novak. Io dico solo, poi tu mi dirai se sei d'accordo e nel caso ti invito a spiegare perché è una vicenda saliente. Io dico solo che in questa strada di Southampton c'era un accoltellato che si rotolava a terra e un accoltellatore. Arrivano dei poliziotti, ammanettano e se la prendono con l'accoltellato. Ci vuoi ricordare perché e se condividi perché quella è una scena saliente per orientarci, no, in questa contemporaneità? Lo accoltellano e gli leggono i loro diritti, perché le linee guida della polizia inglese sono quelle di verificare in queste situazioni se si verifica un'ipotesi di razzismo. Quindi noi avevamo un ragazzo giovane accoltellato, e quando sei accoltellato perdi del sangue, quindi non è che ci voglia Marconi per capire che effettivamente eravamo nella situazione di un
ragazzo che era in fin di vita. Ecco, si sono sprecati minuti preziosi, perché questo si è fatto, si sono sprecati minuti preziosi, perché gli dovevano leggere i diritti, perché lui era l'accusato e non l'indiano, e in una situazione di questo tipo quel ragazzo è morto. Quindi è una vicenda speculare a quella di George Floyd. Cosa non è stato speculare è il trattamento riservato dai media alla vicenda, perché ricorderemo Mirta Merlino che si inginocchia nello studio di L'aria che tira, ricorderemo Zan e ricorderemo Laura Boldrini e altri figuranti che alla Camera si inginocchiano mimando la posizione del poliziotto che con il ginocchio ha causato la morte indegna, sia chiaro, di George Floyd. Quindi stiamo parlando di una morte vergognosa, di un episodio vergognoso, ma è un episodio che si è verificato in un particolare contesto, perché George Floyd, non dimentichiamolo sempre per diritto di cronaca, era un signore che aveva una fedina penale piuttosto robusta, al contrario di Henry Novak che era un incensurato. Ma è la pelle, è il colore della pelle che conta in quel momento, parte un certo tipo di narrazione. Ricorderemo tutti le nazionali di calcio, io mi ricordo ad esempio la nazionale di calcio inglese, no? Che si inginocchiava, prima dell'inizio della partita, quindi si era creato una sorta di rituale in cui l'arbitro sostanzialmente doveva aspettare che questi calciatori finissero di stare in ginocchio e si alzassero. Ti ricorderai che ci fu anche una polemica perché dentro la nazionale italiana si diceva ma ci si deve inginocchiare, non ci si deve inginocchiare, se andiamo indietro con la macchina del tempo ricorderemo cose, ma soprattutto quello che in molti penso non sappiano è che quel tipo di narrazione ha messo in piedi una raccolta fondi monster, perché è stata costruita dal nulla una sorta di George Floyd Foundation, che ha raccolto la bellezza di 90 milioni di dollari, perché quando la sinistra dice alla destra voi strumentalizzate le tragedie, dovrebbero aggiungere voi non sapete strumentalizzare le tragedie, dilettanti, e lo diciamo noi come si strumentalizzano le tragedie. Si mette in pista una fondazione e si raccolgono 90 milioni di dollari, ovviamente destinati poi ad alimentare una struttura, una parastruttura, anzi come direbbe Boni Castellane, il parastato gramsciano, no? Questa struttura che non governa mai il potere e che è impermeabile al giudizio elettorale, quindi ONG, fondazioni, associazioni, arcigay, centri studi, assistenti sociali, tutta questa rete che devono perseguire un progetto. Il progetto, anche qui ci sono dei marker inconfondibili, come quando ti fai le analisi del sangue, no? Ci sono dei valori che sono dei marker inconfondibili. Il marker inconfondibile per trovare queste iniziative sono le parole coesione e inclusione. Ecco, quando sento le parole coesione o inclusione metto mano alla fondina che è vuota, perché io non... Ma se avessi una pistola sarei lì pronto. Coesione, inclusione, poi mettiamoci anche resilienza, perché terribile, in questo periodo insomma ci sta bene, no? Un pochino di resilienza fra coesione ed inclusione. Ecco, di questo stiamo parlando. E la morte di Henry Novak ovviamente non è stata trattata a tal modo. Addirittura Starmer si è indignato per le parole di Farage, si è indignato perché Farage ha osato ricordare Henry Novak, ha osato ricordarlo e soprattutto ha osato ricordare come e perché la polizia abbia sbagliato. E questo episodio è accaduto diverso tempo fa, ma è venuto fuori soltanto adesso, quindi è una cosa che oggettivamente chiama in causa soprattutto i mezzi di informazione, ma sicuramente fa tempo ad indignarci per il caso Novak, che prima o poi si verificherà, e purtroppo si è verificato un nuovo caso. Ecco.
Sì. Questo mi sembra che sia evidente. Ed è sotto gli occhi di tutti il fatto che noi ci dobbiamo interrogare, perché io ho sentito Federico Rampini, cioè mentre negli altri paesi gli studenti sono abituati a studiare le loro tradizioni, ad andare orgogliosi della loro tradizione, della loro identità, della loro cultura, della loro storia, noi sistematicamente ci autopuniamo e ci vergogniamo della nostra identità e si arriva a quello che si arriva, cioè a giustificare queste situazioni, a non dare le notizie nella maniera giusta, nel non citare il fatto, no, quante volte lo sappiamo dire, un ventenne così, un uomo, per non dire che magari colui che ha commesso il crimine è una persona di origine marocchina, oppure abbiamo l'auto sulla folla ed è un gesto di un folle, non è un gesto di terrorismo. Anche l'episodio di Modena, avrai notato, ora che le indagini, le inchieste stanno facendo emergere quello che era lampante e solare, che quello era un atto terroristico, non ne parla più nessuno. Quindi di questa situazione. Ecco, noi ci stiamo autoponendo e ci stiamo disintegrando con le nostre mani, perché ci riteniamo l'epicentro di ogni male, perché questa narrazione va di moda e quindi assistiamo a fenomeni surreali come quei ragazzi a Cesena che vengono obbligati a fare la tesina rieducativa col 6 in condotta perché hanno osato scrivere l'Italia agli italiani. Ecco, cioè, che suona un po' come una tautologia, a a me sembra una tautologia l'Italia, gli italiani, diciamo, insomma, non mi sembra una cosa così sconvolgente. Ecco. Mi sembrerebbe un'ovvietà. Vabbè, insomma, cioè, quantomeno mi sembrerebbe una cosa da guardarla, sì, va bene, così. Però di sicuro, io qui fossi il ministro Valditara, insomma, una ispezione quantomeno per capire anche qui questo meandro del parastato gramsciano, perché la scuola è un elemento essenziale del parastato gramsciano, certo, no? Che architrave. alimenta un certo tipo di narrazione e che di fatto, perché poi uno dice vabbè, c'è Giorgia Meloni al governo, c'è il centrodestra al governo, sì, ma non è che quando sei al governo hai tutti gli interruttori, no? Perché ovviamente uno Stato funziona perché ci sono delle strutture che sono elettive, ma ci sono altre strutture che elettive non sono, e sono la cosiddetta burocrazia. Ecco, qui attenzione ragazzi, perché non è che ci si improvvisa, cioè voglio dire, non è che quando eleggiamo un primo ministro eleggiamo una persona che è alla cabina di pilotaggio dell'aereo, è una persona che è abbastanza vicina alla cabina di pilotaggio dell'aereo, perché poi diciamo lo Stato è anche una macchina che va avanti con una sua velocità, con una sua direzione, e qui bisogna capire appunto questo tipo di struttura e di sovrastruttura in che direzione va, con che programmi va e con che velocità va. Quindi ecco, ricordiamocelo, perché se no gli elettori dicono ma noi che possiamo fare? Lo so ragazzi, ma questi non sono i processi di cambiamento, non sono processi di cambiamento che si fanno in pochi minuti e neanche nell'arco di una legislatura, considerando anche che viviamo in un contesto, lo ha ricordato prima, dove ci sono sovrastrutture, vincoli esterni che sono irrilevanti sullo scacchiere internazionale, come ha detto Trump, ma per rompere le scatole a noi cittadini sono rilevantissimi. Sì, lì sono molto performanti. L'Unione Europea. Lì sono performantissimi. Esatto. Indubbiamente. Ci fermiamo solo per un mini break di 30 secondi, torniamo subito con Fabio Dragoni. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Rieccoci tornati a Parlando Liberamente con Fabio Dragoni, firma di Libero e del Timone. E a proposito, tu giustamente parlavi di modi lievemente orientati di dare o non dare le notizie. Questa cosa si è manifestata in modo, se no, secondo me, clamoroso sui fatti di Belfast, no? Per cui all'inizio c'è stata una sorta di ritrosia sulla, come dicevi anche tu prima, la natura del fatto e anche la provenienza, no, di chi ha tentato di decapitare una persona in mezzo a una strada europea, no? Per cui o si ometteva o si diceva fatto attribuito a un sudanese, no? Attribuito, insomma c'erano dei video, diciamo che era abbastanza palese. Dopo, quando diciamo esplode quella che è stata a tratti anche una guerra civile, la chiave diventa subito l'antirazzismo, no? Quasi rimuovendo la causa scatenante. Allora, che racconto è stato fatto di Belfast e cosa invece ci dice davvero, a tuo giudizio, Belfast? È un racconto invecchiato malissimo, perché all'inizio è stato raccontato come un accoltellamento, e già parlare di un accoltellamento piuttosto che di una decapitazione in favore di Camera fa la sua bella differenza, no? Perché accoltellamento può sembrare una rissa. In una rissa viene fuori un coltello, siamo quasi nell'universo dell'omicidio preterintenzionale, no? Sa, una rissa, un accoltellamento, vatte la pesca chi è che ha ragione, chi ha torto, sì, c'è stato uno che è morto. Quindi già questo è un modo di camuffare la narrazione, di camuffare il racconto non indifferente. Poi, come hai giustamente detto te, c'è l'attribuzione. Attribuito, come dire, no, guarda, è attribuito. Però il focus della narrazione si sposta subito sulle proteste e sulle auto in fiamme, sulle strade bloccate, sulle rivolte anti-migranti. Ecco che di nuovo il migrante non si fa a tempo a raccontare l'evento, a camuffarne il racconto, diventano di nuovo vittime dei vandali bianchi che devastano le strade, no? E abbiamo avuto influencer di ogni tipo che ovviamente condannavano frementi di sdegno anche all'estero, soprattutto all'estero, con un certo seguito, condannavano frementi di sdegno queste rivolte e dicevano sul social di Elon Musk: questo è ciò che accadrà quando Farage e Musk andranno al potere, e lo dicevano twittando queste cose sul social di Elon Musk. E quindi quelle stesse persone che si vantavano 3-4 anni fa di aver finanziato le fondazioni George Floyd di cui ti parlavo prima, e il cui obiettivo era pagare la cauzione per far uscire i teppisti che avevano messo a ferro e fuoco Minneapolis. Ecco, di questo stiamo parlando. Però la riflessione che secondo me andrebbe fatta, un'ulteriore riflessione che secondo me andrebbe fatta, è sul ruolo dell'informazione, sempre citando Boni Castellani, no, perché fino a che non c'erano i social network, sostanzialmente noi avevamo i grandi network che ti davano il video, l'informazione. Cioè, tutti noi ricordiamo la CNN, la copertura che la CNN ha dato durante la prima guerra del Golfo, no? Certo. È stata lì che la CNN si è imposta, e quindi allora noi non avevamo i social network, e quindi già avere un network globale come la CNN che ti dava una copertura video, un'informazione su quello che avveniva, ci sembrava oggettivamente di vivere nel villaggio globale. Ma era nulla rispetto ad oggi, perché oggi tutti hanno uno smartphone. Cioè, te hai uno smartphone, lo tiri fuori, la cosa più normale che ti viene fatta è fare una fotografia, no? Dici, guarda, qui c'è il menu, faccio una fotografia. Guarda, qui c'è, faccio una fotografia. Fa una fotografia.
E qui il caso della orrenda decapitazione è stato filmato da persone qualsiasi con i loro smartphone. Certo. Quindi non c'era bisogno di una troupe televisiva, camera, quindi smartphone che documenta. Dopodiché il fatto viene rilanciato sui social network, dove non c'è una regia, dove non c'è una redazione, dove non ci sono cancelli che si aprono o si chiudono. E qui cominciano a rimbalzare dove? Su X, il social di Elon Musk è brutto e cattivo, no? Ecco che e qui viene fuori il racconto dei media novecenteschi che ti parlano di accoltellamento attribuito, e poi vedi che c'è un'esecuzione barbara e orribile di una persona che viene sgozzata e decapitata, che si tenta di sgozzare e decapitare, ma la sorte di quella vittima è purtroppo segnata. Fa una bella differenza vedere un accoltellamento o vedere un'esecuzione di quel tipo, perché c'è un richiamo a tutta una serie di rituali, ricorderemo tutti Daesh, lo Stato Islamico, l'ISIS. E Certo. infatti da poche ore dopo sulle TV irlandesi, quindi si ritorna di nuovo nei media novecenteschi, di cosa discutevano sapienti giornalisti irlandesi? Se fosse il caso di trovare il modo di impedire a certe immagini di circolare sui social network nel nome dell'ordine pubblico, perché secondo loro quelle immagini davano il là a quegli orrendi atti di razzismo che erano le rivolte sulle strade. E questo è un tema, cioè la perdita di credibilità dei media. Ma io direi a questo punto neanche più perdita di credibilità, cioè direi gli utenti dei social network sono assolutamente abituati a questo tipo di narrazione farlocca, e i media novecenteschi stessi non si preoccupano più nemmeno minimamente di dire no, diamoci una regolata perché veniamo smascherati tempo zero. No, proprio ormai diciamo il copione è così, come se nulla fosse, cioè non è che dicono porca miseria che figura abbiamo fatto, no, cosa ti fanno? Perché poi cominciano a inondare le loro timeline di altre notizie, per cercare di sommergere e far dimenticare la figuraccia, tanto ormai ci sono passati talmente tante volte. Del resto non scordiamocelo mai, un po' di memoria storica serve sempre. Se voi vi leggete la pagina del Corriere della Sera il giorno dopo lo sbarco in Normandia, vi fate di quelle risate, ma di quelle risate, la linea di difesa germanica, ma un racconto proprio epocale, quindi ecco. Quindi di questo, senza per carità voler nulla togliere, però questo è il tema che stiamo affrontando. E c'è un altro tema molto interessante, anche questo molto interessante. In queste ore noi sappiamo che l'Irlanda del Nord è un paese piagato da decenni da una lotta intestina fra cattolici e protestanti. I protestanti che sono i cosiddetti unionisti, e cioè che vogliono l'Irlanda del Nord dove sta ora, dentro il Regno Unito, con Inghilterra, Galles, Scozia, e ci sono i cattolici che invece vogliono un'Irlanda del Nord unita all'Irlanda. Certo. Quindi sostanzialmente. E stiamo parlando non di semplici rivalità di colore, cioè tipo Pisa contro Livorno, roba di questo tipo. No, stiamo parlando di guerra civile vera e propria, cioè quindi nel vero senso della parola. Ebbene, in una situazione di questo tipo ci sono segnali di un avvicinamento fra le due fazioni che avvertono che il problema più grave in questo momento è l'invasione islamica, la sottomissione islamica perseguita scientemente da un certo tipo di establishment nel Regno Unito. Anche questo è un tema di straordinaria rilevanza storica che andrebbe valutato con grande attenzione con chi ne sa di più, e con chi ne sa di più non sono certo io.
ma nemmeno i media novecenteschi, per riprendere il No, linguaggio. Questo mi pare assodato, diciamo. assodato. Hai un elenco sterminato di media da non consultare per sapere come gira il mondo. Esatto. A proposito di questa, diciamo, di questo doppio pesismo tra bolla e realtà, volevo tornare un secondo. Tu citavi i fatti di Cesena, no? Per cui questi ragazzi sono stati messi all'agonia ormai e sono, diciamo, oggetto di una rieducazione maoista, perché devono fare una tesina sul fatto che siamo africani, se ho ben capito, cose che Orwell non avrebbe mai immaginato. Volevo però sottoporti anche questo aspetto. Noi da giorni appunto ci stracciamo le vesti per questo striscione tautologico, l'Italia agli italiani. In una scuola elementare, più scuole in realtà, era un plesso, quindi tanti alunni delle elementari di Modena, è stato ospitato un signore che al momento è indagato per terrorismo nell'inchiesta che coinvolge Annun, è come dire accusato di rappresentare il vertice di Hamas in Italia. Poi io sono garantista, no? Sono accuse da dimostrare, però finché è indagato per terrorismo non mi pare l'ideale invitarlo nelle scuole elementari al grido di Free Palestine. Perché ci ha indignato di più lo striscione di questa cosa qua? Perché tanto per cominciare questa seconda notizia che hai data la devi cercare con il lanternino e quindi è complicato che la gente si indigni. Voglio dire, difficilmente una notizia di questo genere la senti dare con i particolari che dai te. Ecco, quindi questa è la prima. Quindi se una notizia non la dai, tanto per cominciare, è anche difficile che scateni l'indignazione. Quindi, e poi c'è un tema che spesso e volentieri noi dimentichiamo, e che è effettivamente che le confessioni islamiche in Italia tali sono e soprattutto hanno spesso dei legami organizzativi e finanziari tutti da chiarire. Tant'è vero che non c'è un accordo fra la confessione islamica e la nostra Repubblica per un motivo semplice, che non viene data sufficiente trasparenza alle fonti di finanziamento. E questo è un problema grosso, perché poi scopriamo che Annun viene trattato come una star e sull'onda dell'emotività della Free Palestine, Palestina libera, ti raccolgono, si ritorna sempre a loro sì che sanno strumentalizzare le questioni, non sono dilettanti come noi, ti raccolgono 7 milioni così da ritti in piedi, 7 milioni che poi investono in abitazioni. Quindi questo è un tema rilevante, perché non è semplicemente una questione culturale, è anche una questione di ordine pubblico e di sicurezza. Quindi è un tema rilevante. Però se la notizia non la dai, e non la dai, già difficilmente trovi il modo di far indignare le persone di fronte ad una situazione di questo tipo. E non è l'unico fatto. Se noi pensiamo a quello che ha fatto il comune di Budrio, cambiamo versante, con l'happening LGBTQRST, pro-gay, trans, per un'infanzia trans, cioè anche questo è una notizia che i media te la danno con il lanternino. Certo. Quindi la dobbiamo dare noi, e anche qui dobbiamo farci una domanda: e perché mandiamo l'indagato di terrorismo a scuola? E perché mettiamo ai ragazzi idee del tipo che c'è un'infanzia transgender? Anche qui mi sembra di capire che c'è una volontà di intervenire sui bambini ad una certa età, quando il cervello è molto flessibile, proprio per fargli prendere una direzione. E questo è un grossissimo problema su cui bisogna vigilare con grande attenzione. Enorme. Tra l'altro mi viene in mente, sarebbe divertente invitarli nello stesso momento, no? Il signore accusato di appartenere ad Hamas e gli esponenti LGBT. Sarebbe interessante vedere cosa ne esce, diciamo, no? Bravo! Fantastico! Fai venire a mente il finale del film Nico Pubblico,
riesce a uscire da una situazione per lui complicatissima, praticamente facendo scontrare un'organizzazione mafiosa con i servizi segreti corrotti che lo stavano praticamente inseguendo. Cioè lui aveva due nemici, un'organizzazione mafiosa su cui praticamente come avvocato gli faceva la guerra per un cliente, e nello stesso tempo veniva seguito e perseguitato da una parte dei servizi segreti della CIA. Allora lui riesce alla fine a far scontrare queste due organizzazioni dentro una sala, e praticamente si sterminano fra di loro e lui riesce ad uscirne indenne. Spettacolare. Bella idea. Oggi siamo partiti dal cinema e siamo rifiniti al cinema. Esatto, che è sempre una chiave esplicativa, diciamo, universale. Ripiombo invece in cose un po' più così tristanzuole, anzitutto per chi ha proferito quelle parole. Però se parliamo di doppiopesismo, appunto, ideologico del mainstream, non possiamo non citare, no, il caso delle ginocchiere. Perché io dico solo che se un esponente di centrodestra avesse detto non a una premier, perché la sinistra non ha mai portato una premier, diciamo, appunto, in quel ruolo, ma a una dirigente di sinistra la stessa frase, io credo che, come dire, saremmo proprio tutti in ginocchio contro il patriarcato, no? Ecco, insomma, una roba così. È brutta, questa cosa è veramente brutta, cioè veramente brutta. Sinceramente, allora, noi non ci scandalizziamo della polemica politica. No, certo. La polemica politica ci sta, colorita, la battuta anche cattiva ci sta, la ricerca di una metafora urticante ci sta, però voglio dire, secondo me ci dovrà essere un limite invalicabile, e nel momento in cui tu dici Giorgia Meloni, per stare più comoda in ginocchio di fronte a Trump e a Netanyahu, si è messa le ginocchiere, io quindi indigno. Cioè, ragazzi, io voglio dire, non mi sottraggo a fare il cattivo. Qui non si tratta di essere politicamente scorretti, qui si tratta di essere feccia, cioè, perché politicamente scorretto non è che essere politicamente scorretti non vuol dire queste cose. Essere politicamente scorretti significa dire che i sessi, no i generi, i sessi sono due, maschio e femmina, che è una banalità. Ecco, essere politicamente scorretto significa essere banale e noioso. Okay? Mentre invece essere politicamente corretto significa sentire il diritto di poter dire qualsiasi cosa, anche vergognosa come è stata detta questa roba, nei confronti di una premier che è donna. Quindi io oggettivamente, a me questa roba fa molto incazzare, cioè, perché, e poi, come dici giustamente, si è levata una femminista e una, eppure di femmine, di donne dentro il Movimento 5 Stelle ce ne sono tantissime, petulanti, noiose, che ripetono tutte le stesse cose, proprio fatte con lo stampino, noiose, petulanti. Per carità, se ne fosse alzata una. L'imbarazzo di Silvestri dopo era evidente, ma no, la malizia è nelle orecchie di chi ascolta, negli occhi di chi guarda. Io mi riferivo alla postura del governo, no Ciccio, te hai detto a Giorgia Meloni che si mette le ginocchiere, non hai parlato di un governo in ginocchio, hai parlato di Giorgia Meloni in ginocchio con le ginocchiere davanti a Trump e Netanyahu. Ci dovresti vergognare, ecco. E le femministe, abbiamo notizia, Boldrini ha finito i GICA, cioè Boldrini che fa? Non lo so, si è messa il velo ed è tornata a Teheran, che fa? Chi lo sa? No, sì, è, come dire, troppo smaccato. Tra l'altro se lo mise già tempo fa, entrando credo alla Grande Moschea di Roma, quindi non sarebbe neanche la prima volta. proprio, cioè, ha voluto proprio strafare. No, ma possiamo ricordare Emma Bonino, possiamo ricordare la Mogherini, possiamo ricordare addirittura Renzi che ricevette le autorità iraniane coprendo con delle scatole le statue perché erano nude. Ma quanti ricordi, verrebbe da dire, quanti ricordi.
Sì. Ma ti ricordi? E poi parlano di governo in ginocchio questo, e ripetiamolo, non parlava di governo in ginocchio, parlava di Giorgia Meloni in ginocchio, si dovrebbe vergognare veramente. Non c'è dubbio. Rimane il fatto... Vorrei dire di più, ma mi fermo. No, ma sei stato chiaro. Rimane il fatto che tutti questi passati fan degli Ayatollah, se a Donald Trump riesce il capolavoro dell'accordo con rinuncia al nucleare, come dire, sono stati sconfitti su tutta la linea. Se è così, sarebbero stati sconfitti su tutta la linea. Esattamente, anche perché un altro racconto che viene fatto è ma la vera arma nucleare dell'Iran è lo stretto di Hormuz. Allora mi verrebbe da dire, bene, chiudete gli occhi, immagina poi, come diceva un vecchio slogan pubblicitario, immaginatevi l'Iran con l'arma atomica che chiude lo stretto di Hormuz. Cioè, poi altro tema, no? È venuto fuori, ma Israele c'ha l'arma atomica. Sì, ok, allora, nel mondo ci sono 9 paesi che hanno le armi atomiche, ok? Questi 9 paesi sono riusciti a costruirsi l'arma atomica. Questo non significa che ci sia un diritto all'atomica, cioè tu puoi anche dire io mi voglio costruire l'arma atomica, devi però mettere in conto che il paese che hai accanto e che tu dici di voler radere al suolo perché hai messo in piazza a Teheran un countdown, un orologio che dà il conto alla rovescia fino al 2040, che deve essere l'anno in cui Israele viene raso al suolo, secondo te, devi mettere in conto che quel paese che tu vuoi radere al suolo non te la voglia far avere l'arma nucleare. Cioè non ne sto facendo una questione di giusto o sbagliato. Cioè, non parto semplicemente nella considerazione che se ti vuoi dotare di un'arma atomica per distruggere un vicino, quantomeno metti in considerazione l'ipotesi che questo vicino farà di tutto per non fartela avere l'arma atomica, no? Cioè, mi sembra una banale considerazione. Altra ulteriore considerazione, sono tutti i paesi del quadrante del Golfo che non vogliono che l'Iran abbia l'arma atomica. Cioè, anche questo, facciamocela qualche domanda, no? Cioè, sono loro per primi, e addirittura scenario allucinante sotto tanti aspetti, questi 6 paesi sono alleati con Israele. Cioè 6-7 anni fa pensare una cosa del genere era follia pura, fantascienza. Insomma, facciamole anche queste considerazioni, no? Non costano nulla, ecco, mi sembra che abbiano un senso. Direi di sì, direi proprio di sì. Fabio, ti ringrazio molto di questa chiacchierata. Grazie a te, Giovanni. Ti auguro un buon lavoro e a presto. Un saluto a tutti i tuoi ascoltatori, un abbraccio. Grazie, a presto. Avete ascoltato Parlando